Buonasera a tutti, grazie della numerosa partecipazione. Per chi non mi conosce, sono Franco Bonfante, sono il segretario provinciale del Partito Democratico e il mio compito, tra i miei compiti, c'è anche quello di proporre all'Assemblea provinciale, che sarà riunita penso entro il mese di agosto o i primissimi di settembre, di proporre le candidature per le prossime elezioni regionali che dovrebbero tenersi, si dice, o il 16 novembre o il 23 novembre. Voi sapete la storia, sapete che è stato fatto in tutti i modi un tentativo per il famoso terzo mandato per Luca Zaia. In realtà per lui sarebbe stato il quarto, perché tre li aveva già fatti. Poi c'è stato un altro tentativo di far slittare le elezioni all'anno prossimo, con la scusa delle Olimpiadi Cortina-Milano, oppure per accorpare le regionali con le amministrative. Insomma, le hanno provate tutte, secondo me anche con non proprio buon gusto, perché insomma è evidente che la Costituzione prevede 5 gli anni, non li prevede quasi 6 per le elezioni. È intervenuto, sembra, anche il Presidente della Repubblica a suggerire il rispetto della Costituzione, e quindi finalmente sembra che ci siamo, sembra che comunque la tirino ancora per le lunghe e che si vada fino all'ultimo giorno utile, che è il 23 novembre. Forse la fanno il 16, forse il 23. Fortunatamente il Partito Democratico e la coalizione di centrosinistra sembra anche nel Veneto sia molto larga, ci sia da AVS, quindi da Verdi e Sinistra Italiana, 5 Stelle, fino a, ma ce lo dirà meglio Giovanni poi, fino a liste civiche che ci appoggeranno, e fino anche a Italia Viva, Azione, più Europa. Poi magari Giovanni ha le ultime notizie e ci dirà se questa grande coalizione così larga riuscirà a prendere vita. Se così fosse, evidentemente l'area del centro-sinistra sarebbe un'area competitiva, è tanto tempo che non è così compatta, e così larga e così unita, e quindi questo anche merito del segretario regionale nostro, che ha condotto tutte le trattative, e anche merito della candidatura di Giovanni Manildo. Detto tutto questo, la mia idea è questa: ecco, chi c'è qui? Ci sono i candidati, i consiglieri regionali del Partito Democratico. La legge prevede che ci siano liste provinciali, quindi ogni provincia dovrà trovare, ogni partito che si presenta, fino a un massimo di 9 candidati nel caso di Verona. Sono 9 a Verona, 5 a Rovigo, mi pare anche Belluno, 9 nelle altre province più importanti, Venezia, Padova, Treviso e Vicenza. Quindi ogni partito che fa parte della coalizione troverà fino a un massimo di 9 candidati. Noi ovviamente come Partito Democratico ci poniamo l'obiettivo di avere 9 candidati che si alternano uomo-donna o donna-uomo per 9, quindi avremo 4 donne e 4 uomini, oppure anzi 4 donne e 5 uomini, o 5, oppure viceversa 5 donne e 4 uomini. Attualmente la mia proposta come segretario provinciale è quella di avere 8 candidati, attualmente ne ho 8, me ne manca uno. Stiamo cercando, e ve ne accorgerete dopo, di avere una lista di persone di spessore che rappresentino bene tutto il territorio della provincia di Verona. Voi sapete che Verona è molto grande, da Malcesine, quindi ai confini con Trento, fino a Castagnaro, ai confini di Rovigo, o Bevilacqua ai confini di Padova, più altri comuni, a Rovereto di Guai ai confini di Vicenza, quindi abbiamo quasi 1 milione di abitanti, una provincia quindi importante, una città che amministriamo con il nostro sindaco, e quindi abbiamo una responsabilità grossa. Quindi io passerei subito, finito il mio intervento, passerei subito a presentarvi, si presenteranno loro, i nostri candidati. Questa sera sono 6, perché uno dobbiamo ancora trovarlo, 2 sono in ferie, magari i 2 che sono via li presenterò brevemente, personalmente. Io incomincerei dalle donne, quindi da Anna Maria Bigon, che è la nostra consigliera regionale uscente, che molti di voi ovviamente conoscono,
che è stata sindaco di Povegliano, prima ancora di essere sindaco è stata assessore di Povegliano ed è vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Veneto. Prego Anna Maria. Grazie mille a Franco per l'introduzione, grazie al nostro candidato presidente Manildo per essere qua con noi a presentarsi, perché questo è il nostro territorio e soprattutto questa è la nostra gente che da tempo lavora e cerca di portare avanti quelle che sono le nostre richieste, le nostre idee. Tanto grazie a tutti, sono Anna Maria Bigon, sono in Consiglio regionale appunto come diceva anche Franco dal 2019, ero subentrata ad Alessandra Moretti nell'altro mandato. Sono stata sindaco appunto di Povegliano per 10 anni e adesso sono qua e ci ripresentiamo perché credo e mi ripresento perché è importante portare avanti quella che è la voce del territorio e soprattutto portare avanti non tanto quelle che sono idee o parole nuove. Noi abbiamo bisogno di fatti concreti, abbiamo bisogno di una politica completamente diversa. Abbiamo bisogno di trasparenza, di onestà e credo che il lavoro coerente e costante che le persone possono fare lo debbono anche dimostrare. Lo devono dimostrare stando sul territorio quando c'è bisogno di portare le istanze della gente, i bisogni e le richieste, c'è bisogno di stare nei ruoli e nelle istituzioni quando c'è da decidere. Questo perché ve lo dico? Perché tante volte, anche ieri, siamo stati a una mostra e guardate, certe persone che non fanno parte del nostro schieramento ovviamente sono sempre in determinati posti e magari non lo sono nelle istituzioni, invece bisogna essere in entrambi. La sanità è fondamentale, è una competenza della regione, e quindi la regione la gestisce quelli che sono i fondi che arrivano dal Ministero, ma tutte le decisioni dipendono dal Consiglio regionale e quindi le battaglie che vengono fatte per il potenziamento della sanità pubblica passano proprio da lì. Poi è evidente che ci sono delle normative che passano anche a livello nazionale, ma la gestione è completamente regionale. Quando vi dicono la responsabilità non è nostra, è una bugia, perché il depotenziamento, quello che sta succedendo, lo vediamo dalle liste d'attesa, vediamo dalle case di riposo, lo vediamo dalla mancanza di medici di famiglia sul territorio, è una questione regionale. Guardate, 10 anni fa noi abbiamo fatto un'analisi e 10 anni fa le borse di formazione in regione erano talmente poche rispetto ad altre regioni che avevano meno abitanti, vi dico la Toscana che ha 1,2 milioni di abitanti in meno rispetto al Veneto, ma aveva investito molto di più e adesso di fatti cosa succede? Che noi abbiamo meno medici in numero in proporzione agli abitanti rispetto ad altre regioni. Questa è una realtà, perché la responsabilità non è mai degli altri, c'è sempre nome e cognome e la maggioranza questo è. Guardate le liste d'attesa, abbiamo fatto la battaglia per liste d'attesa, io credo che sulle prime visite qualcosa è successo in cambio e grazie alle nostre richieste, perché è stata applicata dopo 30 anni una legge che esisteva ed è stata recepita in Veneto, ma c'è un problema sulle visite di controllo. Se voi avete magari tutti abbiamo un familiare o qualcuno, basta avere una malattia cronica, un tumore, qualcosa per essere presi in carico, che le malattie devono avere periodicamente delle visite. E queste visite di controllo nel Veneto difficilmente si riescono a trovare nei tempi, per cui questa è un'altra cosa che dobbiamo fare. Così come i nostri medici, 8.000 ne sono andati via tra medici e infermieri nell'arco di pochi anni. Quindi quello che dobbiamo fare è potenziare e non depotenziare. Guardate che quello che abbiamo fatto, insomma, dei risvolti positivi li ha avuti. La legge sui medici di famiglia è passata all'unanimità. Insomma, è fondamentale per il nostro territorio, perché diventa una specialità universitaria quello che prima era una scuola di formazione, perché tanti posti sono vuoti, dobbiamo renderla più attrattiva la nostra medicina. L'ambiente, guardate che i proclami sulla sostenibilità che fa Zaia e che fa la Regione sono tutti non veri, perché parlano di sostenibilità ma fanno esattamente il contrario, cambiano le carte in tavola non passando dal Consiglio regionale ma semplicemente con delle delibere di giunta, non c'è discussione assoluta, per cui quello che stiamo facendo è quello di portare la discussione nelle sedi opportune.
e la maggioranza che c'è deve assolutamente cambiare. Ecco perché siamo qua e chiediamo anche voi il sostegno. L'aspetto dei giovani, i giovani vanno via, 7.500 in un anno del 2024 di veneti giovani under 35 anni. Significa che poi cosa succede? Che non tornano, perché il problema è che non vanno solo all'estero per poi tornare, non tornano perché il Veneto non è attrattivo. La battaglia che abbiamo fatto sui servizi e sulla natalità, i nostri servizi erano tra i più cari in assoluto in Italia. Il fatto di aver investito milioni di euro per abbassare quantomeno le reti del nido e aumentare i posti, questo è qualcosa che è passato anche attraverso le nostre richieste, così come lo screening magari sulle donne, le malattie di genere, sono tutte cose che abbiamo fatto e che sono state in parte accolte. Ma le esigenze sono tante e quello che noi possiamo fare in regione è altrettanto tanto. Ecco perché siamo qua per da una parte cambiare il modo di fare politica, dall'altra per cercare di cambiare anche le cose, perché tutti abbiamo diritto, indipendentemente dal reddito, di avere le stesse cose. Grazie mille. Grazie Maria. Andiamo con le rappresentanti candidate consigliere. Ketty Gerardo è avvocato, ha studio a Legnago, abita a Castagnaro e passo subito la parola a lei. Buonasera a tutti, intanto volevo ringraziarvi della partecipazione e soprattutto anche i volontari che sono stati bravissimi a preparare una festa così anche lunga, quindi il primo ringraziamento va a voi. Sì, io sono residente a Castagnaro, quindi l'ultimo paese della provincia di Verona. Ho svolto il ruolo di rappresentante del circolo, di segretaria del circolo del PD di Castagnaro per diversi anni e il ruolo di consigliere di minoranza per altri tanti anni. Un ruolo che ho svolto con molta attenzione e costante partecipazione a tutti i consigli comunali e grazie a questo siamo riusciti a fermare un grosso impianto che era un termovalorizzatore a Pollina che volevano costruire sul nostro territorio. E come ci siamo riuscite? Ci siamo riuscite in tre donne, mobilitando un paese, raccogliendo firme, facendoci ricevere anche in regione e facendo quindi valere la nostra parola e la nostra posizione come territorio, perché prima di tutto, prima di costruire queste grandi opere, va sentita la popolazione. La mia decisione di candidarmi in regione è nata anche da un'altra grande esigenza che secondo me abbiamo, che è quella di mantenere i giovani. I giovani, non so, penso che tanti di voi abbiano letto l'Arena di questi giorni, solo a Verona nel 2024 se ne sono andati 1206 giovani all'estero. Ma perché i nostri ragazzi se ne vanno via? Qual è il ruolo che deve avere anche chi amministra per rendere più attrattivo il nostro territorio, perché dobbiamo dare una risposta ai giovani. Se se ne vanno vuol dire che non stiamo dando una risposta. Primo obiettivo, e direi anche che lo sto un pochino realizzando girando tutti i comuni, soprattutto nella pianura veronese, quindi quelli più vicino a me, e cercando di creare dei momenti di confronto con loro. Perché anche secondo me anche la disaffezione che hanno verso la vita amministrativa e verso la politica, la mancata possibilità che abbiano dei loro spazi per esprimersi, li porta ad allontanarsi. Se c'è disaffezione per la vita amministrativa non si vede l'obiettivo anche secondo me, per restare anche nel loro territorio. Si parla di lavoro, certo, i ragazzi devono avere lavoro per restare nel nostro territorio, ma devono avere anche servizi. Pensiamo appunto alle famiglie, quelli con le famiglie insomma più giovani che costituiscono il loro nucleo familiare per la prima volta, si trovano una marea di problemi tutti in un solo momento: cercare casa, essere sicuri sul lavoro, nel momento in cui costituiscono la loro famiglia, avere i servizi per i figli. Sono tutte queste cose che secondo me i giovani cercano la risposta in noi.
in queste serate che ho fatto mi sono sentita dire spesso dai ragazzi: grazie che hai fatto un aperitivo per i giovani, grazie che ci hai coinvolto, abbiamo per esempio guardato un film venerdì, e sono piccole cose, non abbiamo fatto grossi eventi, però si sono sentiti coinvolti nella vita amministrativa, e da la semplice lettura di un film sono venute fuori tante idee, tante come si dice, prospettive future, cosa loro si aspettano che cambi. Quindi il mio impegno principale in questa campagna elettorale sarà quello di avvicinarli, ragazzi, e parlarci, perché secondo me questo ci manca, è un aspetto che manca molto alla vita amministrativa e che bisogna recuperare. Vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola agli altri candidati. Grazie. Grazie Chetti. Sara Gini, avvocata della città, abita in città, è anche abbastanza nota per avere, ma ce lo spiegherà meglio lei, ha avuto dei ruoli importanti nel movimento femminile e femminista, quindi ricordo per esempio in particolare la presidenza del Telefono Rosa, giusto Sara? Prego. Grazie Franco, grazie a voi che siete presenti così numerosi e numerose. Io sì, ho fatto tantissimi anni di impegno nel privato sociale, mi sono occupata soprattutto di donne, sono stata anche per molti anni presidente del Telefono Rosa, che è un centro antiviolenza, quindi ho avuto modo di sostenere, capire i grossi problemi che moltissime donne affrontano e che poi si riverberano ovviamente in modo negativo su tutta la società. Quindi ho, come dire, pensato che sia fondamentale che ci sia il sostegno delle donne, perché sostenere le donne in tutti gli ambiti, quindi non solo ovviamente quando si trovano in situazioni molto gravi di maltrattamento, vuole dire proprio dare una migliore prospettiva a tutta la società, perché sappiamo che con le donne ci sono figli, ci sono figlie, ci sono genitori anziani, e bisogna riconoscere che purtroppo la posizione della donna non è ancora una posizione completamente alla pari, le donne affrontano ancora tante problematiche per poter realizzarsi nella vita, no? C'è un grosso problema di disoccupazione femminile nel nostro paese. A livello europeo l'Italia è prima solo della Grecia, ma è in fondo a tutti i paesi europei come occupazione femminile. Pensate che una donna su 4 quando arriva il primo figlio abbandona il lavoro magari dopo avere anche acquisito delle competenze, avere anche studiato, perché questa problematica riguarda le donne di tutte le categorie, donne che hanno studiato, donne che non hanno studiato. E questo come mai succede? Evidentemente ci sono dei problemi oggettivi che impediscono alle donne di poter pensare di avere un futuro lavorativo, e pensiamo anche alla crisi di natalità che c'è nel nostro paese, quindi non è assolutamente vero che se la donna lavora fa meno figli, è proprio il contrario, perché al giorno d'oggi con il mondo complesso e con tutto quello che si deve garantire a dei figli per poter avere una vita dignitosa, certamente c'è bisogno di sostanze economiche. In più, per il paese nostro, Veneto compreso, la mancanza delle donne nel mondo del lavoro crea un danno di milioni di euro di PIL. Quindi credo che in una società civile dove tutti i cittadini e le cittadine debbano partecipare attivamente e quindi esprimere anche, no, le proprie capacità, le proprie personalità, ci debba essere un'attenzione particolare laddove queste possibilità sono inferiori, e per le donne è ancora così, purtroppo i dati parlano chiari. Anche nel nostro Veneto, che è regione operosa, che ovviamente è in condizioni migliori rispetto ad altre regioni, però c'è una sottoccupazione femminile anche in Veneto,
Le donne lavorano meno degli uomini, guadagnano meno degli uomini a parità di qualifica, e questo riguarda anche tantissimo i giovani, uomini e donne, ma tra giovani tra i 18 e i 35 anni, anche qui le femmine pagano lo scotto maggiore. Ecco, quindi credo che l'esperienza che io ho potuto fare proprio mi ha fatto capire quanto sia importante che ci sia proprio un'attenzione in tutte le politiche che si fanno alla donna, perché guardate che qualsiasi tipo di politica può influire in modo positivo o negativo nell'ambito femminile, perché anche la cura degli anziani, cioè le donne hanno la cura dei figli ancora troppo prevalente a loro carico, e qui è anche logico che in prospettiva, e questo già si vede nelle famiglie di giovani, ci sia una divisione dei carichi di lavoro, ma per esempio i padri hanno dei congedi parentali ridicoli, e anche laddove li chiedono molto spesso le aziende storcono il naso, perché siamo ancora in una cultura dove il carico di cura è visto come qualcosa di connaturale alle donne, ma non è così, perché basta anche guardare all'estero dove c'è una differente divisione di carichi di lavoro, no? Ecco, quindi se devo pensare ad un mondo ideale, io vedo proprio che dobbiamo tutti e tutte essere impegnati perché ciascuna e ciascuno di noi possa realizzarsi, no? Durante la sua vita, naturalmente con i compromessi necessari che avere una famiglia o avere altri impegni comporta. Ma questo lo dobbiamo soprattutto ai nostri giovani e alle nostre giovani, perché come diceva Katie, non possiamo accettare di perdere queste risorse che sono il futuro del nostro paese. Cioè abbiamo ragazzi e ragazze bravissimi che studiano, che vanno all'estero, che trovano lavori di prestigio, che davvero aiutano l'umanità trovando anche delle soluzioni innovative. Dobbiamo assolutamente avere delle politiche che per tenerli qua da noi, per poter sfruttare anche questa ricchezza. Ecco, quindi nonostante io non abbia mai lavorato nella politica vera e propria, mi sono comunque occupata di politiche sociali, ho portato avanti tanti progetti anche con le varie amministrazioni e ho pensato che potevo mettermi in gioco anche in questo ambito dove si può davvero fare la differenza. Grazie a tutti e a tutte. Grazie. Passiamo a Alessia Albertini, avvocato, sindaco già dal secondo mandato di Belfiore, attualmente è vice segretario provinciale del Partito Democratico, è stato anche segretario, ma lo direi tu. Prego Alessia. Grazie Franco, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, sono Alessio Albertini, saluto ovviamente Giovanni Manildo, saluto tutti voi. Io vorrei parlarvi un secondo prima, visto che siamo alla festa dell'unità, la festa del Partito Democratico, anche di una cosa che finora non è uscita ed è una cosa che secondo me è importante in un'elezione come quella regionale, e che è anche l'orgoglio di far parte di un partito. Io ho fatto la mia prima tessera di un partito quando è nato il PD, quando è nato il Partito Democratico. Erano i tempi di Veltroni, non so se ve lo ricordate, no? C'era una grande speranza, un grande slancio. Io avevo 25 anni e subito ho detto qua devo esserci. E ho iniziato una carriera nel mio circolo di Belfiore, sono stato segretario di Belfiore, poi mi sono candidato sindaco la prima volta non è andata bene, ho perso per pochi voti. E poi a 30 anni ho avuto la fortuna e anche l'orgoglio di essere eletto segretario provinciale del partito, quindi figuratevi per un giovane di 30 anni della provincia entrare insomma in un ruolo così importante, così grande, ed è stata una grande palestra e ho dedicato tante ore, tanta parte della mia attività, anche sacrificando un po' la professione, sacrificando la famiglia. È stata un'esperienza bellissima, molto impegnativa, che
mi ha fatto entrare proprio l'idea del partito anche sotto la pelle. È una cosa che oggi si fa fatica a dire, perché può capitare che no, nella nostra società così un po' fluida, un po' che oggi c'è, domani non c'è chi entra nel partito, poi esce, chi arriva all'ultimo, chi... E invece insomma la mia storia, ecco, è una storia che è dentro il Partito Democratico, ed è una cosa di cui anche sono orgoglioso, e credo che voi questa sera possiate capirlo anche più di tanti altri. E poi insomma sono diventato sindaco, sto finendo i 10 anni di mandato, è stata anche quella un'esperienza bellissima, insomma, e quindi arrivati un po' a questo punto, quando in diverse persone mi hanno detto guarda, dai la disponibilità, prova a fare la corsa alle regionali, quando poi anche parlando col segretario Bonfante c'è stata questa disponibilità, insomma per me è un momento di grande entusiasmo ma anche di grande orgoglio, perché insomma la corsa sulle regionali è una corsa bella per chi ama fare la politica, e lo dico anche in un momento in cui, e qua guardo anche Giovanni, c'è una situazione un po' nuova, perché adesso ho finito Zaia, vabbè, bravo, santo, insomma per qualcuno santo, per qualcuno, però insomma lui non c'è più, appartiene alla storia di questa regione. Adesso, che ci piaccia o non ci piaccia, noi siamo pronti, ma insomma tocca anche agli altri, bisogna scrivere una pagina del Veneto nuovo, perché io non sono, guardate, di quelli che dicono che fa tutto schifo, che questa regione va male, insomma ci sono tante cose che vanno bene in questa regione, un pizzico di orgoglio anche dobbiamo avercelo, però ci sono una marea di cose che non vanno bene. Allora ne cito 3. La prima, ha già detto Anna Maria bene, sanità. Io la settimana scorsa, qualche giorno fa, ho aperto il Corriere, ho visto l'intervista di Tosi, sono rimasto agghiacciato. E Tosi ci dice che col suo modello di regione la sanità del Veneto dovrà essere come quella lombarda. Allora, caro Tosi, il Veneto è la regione di Tina Anselmi, è la regione di chi ha fondato il sistema sanitario nazionale, è la regione che ha segnato la sua storia sull'integrazione tra il sociale e il sanitario, quindi il Veneto ha un modello sociosanitario che deve essere difeso e ripristinato. Questo è il nostro modello, caro Tosi, non il modello lombardo, e questa è la prima cosa su cui tutti noi siamo fermamente impegnati. Lo dico anche da sindaco, la situazione dei più fragili, penso al disagio mentale, penso al disagio psichico di tanti giovani, penso alle disabilità, la situazione di chi non ha voce per essere rappresentato è una situazione che oggi è sostanzialmente a carico delle famiglie, e quando non ci sono le famiglie a carico dei comuni. Allora su questo punto è necessario intervenire, e il modello non è quello della Lombardia, e il nostro è un modello alternativo. Punto primo. Punto secondo, siamo una regione dove si sta bene, ma è una regione questa dove c'è un problema di stipendi, specialmente per i giovani. Non tutte le professioni, però c'è un tema di stipendi. Io credo che un partito come il Partito Democratico non possa non interrogarsi su come fare a mettere un po' di soldi in tasca in più a chi lavora, perché ci sono delle situazioni anche oggi di famiglie dove lavorano in 2 che per un accidente, specialmente nelle città o dove c'è un po' di tensione abitativa, se queste famiglie ad esempio non gli viene rinnovato il contratto d'affitto, sono in grossa difficoltà, vanno ai servizi sociali perché non sanno dove andare ad abitare con 2 stipendi. Allora, la terza cosa, infatti, secondo me una delle urgenze è una politica abitativa nuova a favore di chi non riesce a permettersi le case ai prezzi che sono oggi. Cioè occorre che la regione con le ATER torni a mettere soldi e fare insieme ai comuni una politica abitativa seria, perché bisogna dare le case alle famiglie, alle giovani famiglie che si sposano, perché sennò questi non sanno cosa fare. Ci lamentiamo poi se i giovani se ne vanno, ma se mettiamo insieme queste cose, stipendi non sempre alti e difficoltà a trovare una casa, a trovare una collocazione stabile, ma dove volete che vadano i giovani? Quindi su questi temi io
intendo spendermi con il massimo impegno, mettendo anche a frutto l'esperienza che ho avuto da sindaco e l'esperienza del partito. Vi dico l'ultima cosa: la campagna delle regionali è una campagna difficile per tutti noi, perché il collegio è grande, Verona è provincia, 1 milione di abitanti, ci sono le preferenze, insomma è una battaglia impegnativa sotto tutti i punti di vista. Però c'è una cosa che mi spinge, ed è la consapevolezza, vedendo le vostre facce, di come ci sia necessità di anche una politica nuova, di una politica che sappia parlare con le persone. L'impegno massimo che metterò è quello di parlare con più persone possibile, raccoglierne le esigenze e portarle là dove si può fare qualcosa. Quello che avrò in mente di fare ve l'ho detto, io vi ringrazio e adesso insomma andate in ferie una settimana, non di più, ma dopo si comincia a pedalare perché a novembre si vota. Grazie, buonasera. Grazie. Maurizio Cassano. Maurizio è stato capogruppo nostro a Somma Campagna, di lavoro è militare, aeronautica, ed è esperto in materia di protezione civile. Prego Maurizio. Sì, buonasera a tutti e vi ringrazio per essere venuti in tanti. È una bella festa quella di Pinzano. Siamo stati a Casaleone, siamo stati anche a Santa Lucia e i volontari che ci sono qua che lavorano fanno un grande lavoro e di questo bisogna darle atto. Allora, io ho fatto 2 mandati di consigliere comunale a Somma Campagna, ho fatto il capogruppo di maggioranza e mi sono occupato di quelle che sono le tematiche legate alla protezione civile, la polizia locale e la sicurezza. Si parla tanto di sicurezza ultimamente sui giornali, si parla di sicurezza, la destra continua a cavalcare la sicurezza, il tema sicurezza. Allora, le statistiche dicono qualcosa di diverso, però tutti quanti penso che vogliamo che si sta tranquilli a casa nostra. È giusto, è un diritto, bisogna avere. Però le questioni vanno affrontate in maniera seria, perché quando mi dici che c'è un problema, il problema non è che si pone, come dice il generale Vannacci, quelli che hanno la pelle scura sono cattivi, quelli bianchi sono più buoni. No, se uno commette un crimine, se qualcuno mi danneggia, indipendentemente dal colore della pelle, mi ha creato un danno. Allora la sicurezza va affrontata seriamente, al governo sono loro adesso, a volte si dà la responsabilità ai sindaci di quelle che è la sicurezza. Ma allora mi domando, se il ragionamento è questo, i comuni che hanno un agente di polizia locale, che sicurezza possono fare? Nessuno. Allora che succede? Che se vogliamo affrontarlo seriamente la questione sicurezza, va dato gli strumenti a chi deve gestire la sicurezza, che sono la polizia statale, gli strumenti, i mezzi e il personale per farlo. Però sicurezza non è solo repressione dei crimini, sicurezza vuol dire anche avere delle politiche sociali, perché fino a quando non sono svincolate le due cose, non ne usciremo mai se affrontiamo il problema sicurezza in questa maniera. Quindi le cose, i temi si possono affrontare meglio e far di più, e questo è un po' il tema che mi sono posto. Dice: perché ti candidi alla regione? Perché si può fare di più e meglio. Un'altra questione della regione è che la regione, come diceva prima, l'ha accennato la Bigon, Anna Maria Bigon, è quella di essere un po' distratti in regione. Nel 2022 fanno una legge in cui rendono possibile fare delle discariche sulle zone fragili, dichiarate dalla regione 2006 zone fragili. Questo ha permesso di alcune ditte di presentare domanda di fare 2 discariche, una al centro di Caluri, vicino all'aeroporto, zona pericolosissima, e l'altra a Valeggio. Allora io non so contrario, perché le discariche da qualche parte ci sono state, però possibile che in tutto il Veneto non ci sia un altro posto dove non sia a fianco a delle case? Possibile che non ci sia un altro posto e che non sia su una zona di ricarica delle falde acquifere, quindi zona sensibile, dichiarata sensibile. Quindi è un po' di miopia, io dico miopia per non dire altro. Siamo un territorio, io mi occupo di protezione civile, ho studiato protezione civile, faccio parte di un'associazione di protezione civile, sono stato anche in centro Italia durante il terremoto di Comacì. Che succede? Che il territorio, il nostro è un territorio fragile,
ci sono alcune anche le manifestazioni, gli eventi meteorologici che si presentano sono sempre più intensi, quindi hanno bisogno di qualcuno che eventualmente intervenga, però bisogna fare una cosa seria. La protezione civile si basa sui volontari, 18.000 volontari che sono bravi, quindi viene riconosciuta al Veneto un'eccellenza nella protezione civile, però alla bravura e alla dedizione dei volontari non corrisponde una dedizione di chi amministra, perché il Veneto non ha un piano di protezione civile regionale. Esistono degli uffici che sono distaccati nella provincia, che sono riferimento della regione, che dovrebbero fare da coordinamento. Se succede un evento, loro dovrebbero coordinare gli interventi. Negli uffici, nelle varie province, Rovigo, Vicenza, ci sono 2 persone che dovrebbero anche fare i turni H24, perché se succede qualcosa deve essere qualcuno che risponde prontamente. Allora, ci vuole serietà, le cose si possono fare, in regione sono convinto che si può fare di più e meglio, e questo sarebbe uno dei casi. Si può fare di più e meglio. Io mi sono candidato e poi ho conosciuto il candidato regionale Manildo, è una persona seria, è una persona competente, e penso che veramente con lui, se riusciamo, potremo fare di più e meglio. Guglielmo Frapporti, medico di famiglia, è stato anche presidente o segretario della FIMICE, che è il sindacato più importante dei medici di famiglia per molti anni, esperto quindi di medicina, abita a Fumane ed è il nostro rappresentante, ci seguirà anche successivamente in tante cose, perché ne abbiamo bisogno soprattutto in sanità. Prego Guglielmo. Grazie Franco. Quando mi hanno chiesto i segretari dei circoli della Valpolicella se ero disponibile a dare una mano come candidato in questa campagna elettorale, ho detto di sì. Ho detto di sì perché ho fatto per 41 anni il medico di famiglia in Valpolicella e adesso lavoro in casa di riposo perché non si trovano medici giovani. Ho detto di sì perché non basta la dedizione dei medici per curare i malati se poi non ci sono i servizi che garantiscono le cure, no? Se non c'è l'infermiere che va a domicilio a curare le piaghe di un malato anziano a domicilio, questo malato che fine farà? Non si possono curare le persone se non ci sono posti nelle case di riposo adeguati ai bisogni attuali. In casa di riposo entrano persone che sono gravemente malate, che avrebbero bisogno di un ospedale e che invece oggi non trovano più posto negli ospedali perché, come sapete, dal 2012 sono state chiuse in Veneto tutti i reparti di lungodegenza e quindi entrano in casa di riposo anche persone in coma, e la cosa paradossale è che queste persone a volte devono pagarsi non solo la metà della retta quando c'è l'impegnativa di residenzialità, ma purtroppo tante volte l'intera retta che supera le 3.000 euro al mese. È capitato anche qualche tempo fa nella casa di riposo dove lavoro. La cosa che mi inquieta di più è che parlando con i familiari di queste persone sembrano rassegnati, come dire non c'è più niente da fare, è così, ormai la sanità sta andando così. Anche nel nostro Veneto, no? Anche se poi gli annunci sono quelli che sono. C'è stato il rapporto CREA qualche settimana fa che diceva che il Veneto è ai primi posti come sanità in Italia, sì, ma è appena sopra il 51% degli obiettivi di qualità, appena sopra il 51%, quindi se le cose vanno male in tutto il resto d'Italia noi possiamo essere contenti? Ecco, c'è da fare una riflessione proprio tenendo conto di quello che diceva anche Alessio prima. Nel Veneto stanno cambiando radicalmente le cose, da un modello veneto che era un modello fortemente radicato sui territori e che integrava il sanitario e il sociale, pian piano si sta smantellando questo tessuto.
una china discendente preoccupante. Ecco, uno dei segnali sono anche proprio queste dichiarazioni di Tosi, che a suo tempo era stato anche assessore alla sanità nel Veneto, che dice: vorremmo portare il modello lombardo. Ma vi ricordate che cosa è successo nel 2020 in Lombardia, quando c'è stata l'ecatombe di morti perché non c'era l'ADI? Perché l'ADI in Lombardia non è più gestita dal pubblico, è affidata a contratti di tipo privato, società accreditate, eccetera. Non c'era l'ADI, i medici di famiglia non erano più abituati ad andare a domicilio, c'è stata un'ecatombe di morti perché la sanità territoriale era stata disintegrata, e questo è il modello verso il quale vogliamo andare. Credo che dobbiamo ragionare a fondo su queste cose. Ecco, allora credo che poi questa campagna noi la affrontiamo con grande spirito e anche con entusiasmo, direi, perché c'è qualche cosa di nuovo, perlomeno domande nuove, forti nel Veneto, anche guardando come sta andando la situazione. Ma io credo che la dobbiamo affrontare anche come spirito proprio di crescita civile, non solo per il voto, ma proprio di crescita civile, per mettere le questioni del welfare, della sanità e del sociale al centro di un concetto di coesione civile, di coesione sociale. Vediamo come si disgregano società, no? Che non hanno un servizio sanitario nazionale strutturato, un welfare strutturato. Ecco, credo che è anche un impegno di civiltà. Io mi auguro che il Partito Democratico sappia cogliere anche l'incertezza, i dubbi e anche per certi versi dare una speranza allo sconforto di tante famiglie che sembrano dire non c'è più niente da fare. Io mi auguro che il Partito Democratico in questa campagna elettorale sia un momento di crescita che va poi anche al di là del risultato delle elezioni, per proseguire un lavoro importante iniziato nel Veneto, storicamente nel Veneto, con la cultura sociale storica del Veneto che prima citava anche Alessio. Ecco, con questo spirito credo che ci diamo tutti da fare, candidati e cittadini ed elettori, per un Veneto che sia, come dice Giovanni, veramente di tutti e che non lasci indietro nessuno. Grazie Guglielmo. Allora, due candidati che io proporrò all'Assemblea provinciale di essere candidati consiglieri, ma insomma sono convinto e direi sicuro che saranno accolti tutti, credo all'unanimità, ma con grande maggioranza da parte dell'Assemblea provinciale. Due ne mancano: Elisa La Paglia, perché è andata in ferie con la famiglia. Vi leggo velocemente, mi sono fatto dare, diciamo, il curriculum, ecco, ma molti di voi Elisa La Paglia la conosceranno perché è assessore del Comune di Verona. Comunque è laureata in economia del turismo all'Università di Bologna e dopo la laurea ha ottenuto l'abilitazione come broker assicurativo e lavora da anni nel settore economico e assicurativo. È stata per 2 mandati consigliere di AMIA, consigliere di amministrazione di AMIA, quindi ha svolto ancora da molto giovane questo incarico. Ha fatto anche parte per 2 mandati come consigliere comunale di opposizione del Comune di Verona, e da 3 anni a questa parte, del terzo mandato che abbiamo vinto grazie anche al candidato Damiano Tommasi, è diventata assessore del Comune di Verona, aspetta che vi leggo, comunque alla pubblica istruzione, alla salute, adesso vi leggo tutte, alle politiche educative e scolastiche con deleghe sulla biblioteca, l'edilizia scolastica, la salute e i servizi di prossimità. Dal maggio del 2025 ha assunto anche la responsabilità dei servizi educativi per la fascia da 0 a 6 anni della programmazione formativa. Tralascio tutto il resto e passo invece all'8º candidato consigliere, che è Giampaolo Trevisi, al quale abbiamo chiesto la candidatura, che ha accettato. Adesso lui non può essere qui perché, essendo un dirigente della polizia, ha bisogno di tutta la procedura burocratica per ottenere l'aspettativa, e quindi potrà esporsi pubblicamente solo quando sarà
in aspettativa. Comunque vi leggo velocemente qualcosa. Allora, lui è laureato in giurisprudenza, è da molti anni presso la Questura di Verona, dove ha svolto parecchi incarichi. I più importanti sono quelli di dirigente dell'ufficio immigrazione e poi dirigente della squadra mobile. Dal 2012 è direttore della scuola allievi dell'agente della Polizia di Stato di Peschiera del Garda ed è diventato quindi primo dirigente della Polizia di Stato. È autore di parecchi libri, ve ne leggo qualche titolo: Fogli di via, Un treno di vita, Coriandoli, La casa delle cose, Benvenuto Fagiolino, Diario di un papà, L'amore che non è, Ci saranno giorni nuovi di mille colori diversi, Se quel giorno ti avessi incontrato. Questi sono, e poi ne ha fatti anche altri. Comunque questi sono i libri che ha svolto. Quindi io mi fermerei qua. Vi ringrazio i nostri candidati consiglieri che rimangono qui con noi, se ci sarà poi qualche domanda. Io sono fiero, vi dico, dei nostri candidati consiglieri. Credo che abbiamo una squadra veramente di alto spessore, ma comunque li avete sentiti e credo che siate d'accordo con me. Darei a loro un applauso. Grazie a loro. E soprattutto grazie di aver accettato di essere candidati del Partito Democratico della provincia di Verona. Vi garantisco, io che l'ho fatto tanti anni fa, vi garantisco che è una scelta difficile e dobbiamo solo ringraziarli per aver accettato. Adesso la parola a Giovanni Manildo, velocemente. Giovanni Manildo lo avrete letto sui giornali, lo conoscerete, è comunque noto non solo nel Veneto ma un po' in tutta Italia, perché nel 2013 fece una specie di miracolo vincendo a Treviso, la Treviso di Gentilini, contro Gentilini, e diventò sindaco all'epoca. È avvocato e lascio a lui la parola, poi se ci resta un po' di tempo ci sarà tempo anche per le domande. Grazie Franco. Inizio ringraziando Sara, Chetti, Alessio, Anna Maria, Guglielmo e Maurizio, perché è bello incominciare una strada con compagni di viaggio con questa passione e competenza, e gli farei veramente anch'io, fategli un grande applauso, perché ci sarà bisogno di metterci passione, cuore, energia e competenza per questa avventura che facciamo insieme. Ringrazio Franco che ha costruito una squadra importante, scelta con oculatezza, con zone geografiche, materie, competenze, sensibilità. Devo dire che non è un lavoro facile quello di scegliere e proporre le candidature, e ha fatto un grandissimo lavoro. Facciamo un applauso anche a Franco, che i segretari provinciali hanno un ruolo molto molto importante. Io sono già stato qui il 25 luglio, una serata bellissima con Eli Schlein. Abbiamo fatto dei bei discorsi, abbiamo sentito la vostra passione, un bel giro con i volontari e mangiato una buona pasta asciutta antifascista, e devo dire che qui si respira un'aria veramente veramente positiva. È un bel modo di fare politica, quello di trovarsi insieme, sentire una comunità che crede in valori forti, e questa energia positiva deve essere l'energia che ci accompagnerà, e lo ripeto, in questa avventura. Facciamoci un applauso a voi che siete usciti e a tutti i volontari, perché è veramente importante che queste feste continuino a essere un luogo di passione civile concreta, di dibattito su quello che vogliamo delle nostre comunità. Io penso che questa avventura sia qualcosa di bellissimo. Userò molto il termine bello, bellissimo, mi prendevano in giro da sindaco, ma la reminiscenza classica mi fa mettere insieme la parola bello e buono, cioè quando una cosa è bella ha anche un valore buono, virtuoso, e porta qualcosa di meglio per noi e per le nostre persone che abbiamo vicino e per le nostre comunità. Questa avventura è un'avventura diversa. Dopo 30 anni di amministrazione di centrodestra, 15 anni dell'ultimo governatore di Zaia, si apre una pagina nuova, e quando si apre una pagina nuova è affascinante poterla scrivere. Quindi quando mi hanno chiesto di candidarmi, sono state molte persone che me l'hanno chiesto, mi ha anche molto sorpreso, perché come ha ricordato Franco,
ero tornato a fare convintamente il mio lavoro, occuparmi di comunità, di politica in modo diverso. Quando mi è stato chiesto ripetutamente, la cosa che mi è piaciuta e che mi ha fatto dire sì, è una strada che dobbiamo percorrere insieme, è il fatto che ci sarà qualcosa da scrivere. E quando c'è qualcosa da scrivere, un'epoca fondativa non si fa da soli, si fa insieme. E quindi la coalizione che il Partito Democratico come colonna vertebrale è riuscito a costruire, questo è un bel compagno di viaggio. Il fatto di vedere il Veneto da diverse angolazioni, da diverse prospettive, ognuno con le proprie specificità, competenze, valori, e con la volontà però di un linguaggio comune, di arrivare a una sintesi con azioni concrete, ci fa dire, questa volta il centro-sinistra ha qualcosa da dire. Tutta questa premessa per dire, dopo 30 anni dove siamo passati da meno di 1 milione di voti nel 2010, circa 500.000 voti nel 2015, 330.000 voti nel 2020, bisogna dimostrare che il nostro modo di vedere la società non è residuale. E per far questo dobbiamo avere un atteggiamento diverso, una convinzione. Dobbiamo dire, siamo credibili, siamo capaci di indicare delle strade, siamo capaci di costruire un futuro per il nostro Veneto diverso da quello che è stato fino adesso. Non so se voi avete mai provato l'ebbrezza di fare un sondaggio con persone che la pensano diversamente da noi, ma quando vedono e riconoscono che ci sono dei problemi, dicono che le persone capaci di risolvere quei problemi sono sempre dall'altra parte, non siamo noi del centro-sinistra. Ecco, questa è una cosa che parlava prima Alessio di orgoglio. No, qua dobbiamo tirare fuori il nostro orgoglio. Cioè dobbiamo dire, no, noi incidiamo, siamo persone che hanno capacità, passione civile e competenza, dobbiamo essere incisivi sul nostro territorio. Quindi la nostra avventura non è alla Le Coubertin, l'importante è partecipare. La nostra avventura è, noi vogliamo dire delle cose importanti, ferme, e vogliamo dare delle proposte concrete. Incominciamo a dire queste proposte concrete. L'abbiamo detto tutti, l'Anna Maria, Alessio, tutti negli interventi, Guglielmo, la sanità. Il primo punto, l'abbiamo detto qui con Eli Schlein, noi dobbiamo essere fortissimi, decisi a preservare il nostro modello di sanità, diritto, di sanità pubblica, diritto universale. Tosi, lo ha ricordato Alessio, dice guardiamo il modello lombardo, quasi fingendo una discontinuità con la giunta Zaia, ma è quello che ha voluto Zaia, cioè ci sta abituando al passaggio dal pubblico al privato, togliendo degli investimenti. È come la storia della rana, tu metti la rana nell'acqua fredda, cominci a bollire, la rana arriva a 90 gradi e non si rende neanche conto di quello che è successo. Qui sta succedendo questo, sta succedendo che la sanità pubblica sta non dando risposte ai cittadini, ma non sta dando risposte ai cittadini nelle eccellenze, che sono quelle dove bravissimo il nostro governatore va e le fa mettere a livello di statistica, nelle eccellenze, nei trapianti, nelle grandi operazioni. Sicuramente il Veneto ha qualcosa da dire ed è meglio di altre regioni, ma nella quotidianità è fortemente deficitario. Avete visto la norma che non si affronta in modo strutturale il tema del personale medico e si cerca di prorogare una norma per cui si prendono dei medici con titoli esteri non riconosciuti in Italia, una norma nata in un momento emergenziale quando c'era il Covid e che si vuole protrarre. Questo dimostra che non c'è una visione strutturale sulla sanità pubblica. Avete visto a Venezia è andato a deserto il concorso per 6 posti in geriatria, i medici sono andati tutti nel privato. Ecco, questi sono dei temi che noi dobbiamo affrontare con fermezza e con forza. La sanità, quindi il primo punto fondamentale, precondizione per tutto, è che la sanità rimanga una sanità pubblica, e ricordiamo come ha fatto Alessio Tina Anselmi, che ci ha dato
un disegno di legge di cui essere orgogliosi, e essere orgogliosi anche nel legame con il socio sanitario. Se abbiamo parlato del sanitario, la questione del sociale è ancora più difficile. È stato detto da chi ha parlato prima di me, quindi non mi dilungo, ma ci vuole una visione strutturale anche su questo, ci vuole una visione, non interventi a spot, ci devono essere degli investimenti e bisogna avere l'attenzione alla marginalità, l'attenzione alle malattie mentali, l'attenzione a persone che stanno andando sempre di più alla deriva, abbandonate. Dobbiamo prenderci cura di queste situazioni. Mi piace in ogni luogo dove vado, sento in tutti i compagni di viaggio che saranno con me candidati la parola prendersi cura, e mi piace in un momento in cui magari c'è la tendenza, lo dico in Veneto, del Mino va a combattere, perché non mi piace, non dico neanche l'altra declinazione, ma quello di prendersi cura penso che sia la strada, l'atteggiamento più importante che dobbiamo avere. Sugli altri temi vado un po' riprendendo quello che hanno detto i candidati consiglieri prima di me. Noi siamo partiti con l'attenzione ai giovani. La prima uscita che ho fatto è stata all'Università di Padova con i giovani. Ritengo che sia fondamentale dare spazio ai giovani, dal Veneto di uno al Veneto di tutti, vestire l'alternanza, creare futuro con la partecipazione. Deve partire dai giovani, devono dirci loro quelle che sono le loro esigenze, devono dirci loro, aiutarci, devono partecipare, e dobbiamo coinvolgerli dall'inizio. Uno dei grandi mali è l'astensionismo dei giovani, quindi se i giovani partecipano alla costruzione del Veneto che vogliamo, del Veneto futuro, sarà sicuramente un Veneto migliore. Io penso che è finita l'epoca, l'abbiamo detto con una frase, in cui noi mangiavamo la mela e raccontavamo il gusto ai ragazzi. Sono i ragazzi che ci devono indicare quelle che sono le loro strade, le loro priorità e dei motivi che dobbiamo e delle condizioni che dobbiamo garantire per cui i ragazzi rimangano volentieri e felici in Veneto. Non è soltanto un tema sociale. Io ho 3 figli, 2 quello di 23 e di 20 anni che stanno vivendo anche loro il tema di andare all'estero, quindi lo vivo anche come padre, ma non è soltanto un tema sociale, è anche un tema di investimento. Quando ho incontrato delle PMI, ho incontrato delle industrie, molti mi dicevano: ma perché il Veneto non riesce a trattenere quei talenti? È un po' il discorso che dicevano loro prima, la Chetti, la Sara. Noi investiamo in persone che diventano delle eccellenze in altri paesi. Cerchiamo di tenere, anche un discorso di pura convenienza, il fatto di creare futuro a questi ragazzi e che insieme a questi ragazzi si crei un futuro migliore per tutti noi. E questi sono ovviamente dei temi importanti. La bellezza di questa sfida è che, essendo fondativa, dobbiamo affrontare tutti i problemi e li dobbiamo tutti i temi, scusate, mettiamoli in positivo, tutti i temi. E dobbiamo affrontarli come li abbiamo affrontati stasera, con serenità, un linguaggio positivo, parlare cioè dire quello che noi vogliamo e cercare di convincere, essere contagiosi con quante più persone possibili. Temi a scomodo, parliamo della sicurezza. Allora, la sicurezza è un tema fondamentale, dobbiamo appropriarcene, dobbiamo parlare in modo chiaro. Maurizio oggi ha parlato di sicurezza. Bene, incominciamo a discutere della sicurezza, e la nostra coalizione, il fatto di avere tanti angoli di visuale è una ricchezza, perché nessuno ha da solo la ricetta sulla sicurezza. Se viene qualcuno e ti dice: garantisco la sicurezza soltanto con metodi securtari, con metodi repressivi, non è vero, non funziona. Dall'altra parte non funziona neppure chi ti dice: l'affronto soltanto con la prevenzione. Il tema sicurezza va affrontato con ragionamenti, con serietà, e noi affronteremo questo tema. Vanno affrontate con delle misure di riqualificazione urbana. Il bello, ritorniamo al bello, dovrebbe ingenerare il rispetto, dovrebbe ingenerare l'educazione, dovrebbe ingenerare un rispetto alle persone e ai luoghi, e soprattutto, so che è stato un tema trattato in questa festa democratica e a me sta molto a cuore, il tema della scuola. La scuola va valorizzata, è l'altro presidio fondamentale per la società e per il Veneto del futuro. La scuola deve essere valorizzata, le persone che lavorano all'interno della scuola sono il nostro presidio di civiltà.
e dobbiamo lavorare affinché queste persone, i professori, i maestri, ingenerino non soltanto educazione civiche, ma ingenerino anche il valore del rispetto e del bello e del rispetto della libertà degli altri. Penso che queste siano delle cose fondamentali dove concretamente dobbiamo muoverci. Altri temi su cui abbiamo discusso in questi giorni sono stati i temi dell'ambiente, fondamentale, dire basta a un consumo di suolo indiscriminato, alla logica soltanto della monetizzazione del nostro territorio. Va valorizzato il nostro territorio, va valorizzato e preservato e tutelato. Sul tema dell'urbanistica abbiamo visto tante cose. Ritengo che sia fondamentale affrontare il tema della pianificazione con etica e avendo in mente quelli che sono per noi dei valori fondamentali. Parliamo di un tema che va molto a contatto con lo sviluppo urbanistico del territorio ed è il gancio per arrivare al tema dello sviluppo economico. Parliamo della mobilità. Uno dei temi che abbiamo rilanciato in campagna elettorale in questo momento è stato dire Zaia in 15 anni ha abbandonato il sistema ferroviario metropolitano di superficie. Un grandissimo errore. Si sono preferite altre strade di mobilità. Ecco, io ritengo che si debba tornare, ovviamente anche questo era ereditato, cioè non serve essere originali, se ci sono dei buoni progetti bisogna portarli avanti e cercare di concretizzarli. Questo progetto va recuperato, ripensato e pensato con i cambiamenti che ci sono stati rispetto ai 20 anni fa in cui è stato progettato, cercare di renderlo realtà. Una rete di sistema ferroviario metropolitano di superficie ha non soltanto dei vantaggi ambientali, il risparmio di CO2 è chiaro, ma ha dei vantaggi sociali, si evita lo spopolamento dei molti centri di cui il Veneto è l'identità del Veneto, ma anche una grandissima forza economica, perché si cominciano a garantire delle distanze, i tempi di percorrenza per delle persone che possono lavorare in un luogo e abitare in un altro. Ecco, io ritengo che questo sia una cosa fondamentale. Da sindaco per me era importante l'area metropolitana Lapa Treve. Avevo cercato di portarla avanti, poi ci sono state delle vicende per cui i sindaci con la quale avevo incominciato a fare questo discorso non c'erano più, perché uno è diventato ministro e uno aveva ricevuto un ingiusto avviso di garanzia perché dopo è stato assolto. Sono dei temi che bisogna assolutamente portare avanti. Ho parlato prima con Franco, ho sentito che anche il sindaco di Verona sta valutando, sta studiando il tema di Verona città metropolitana. Ecco, penso che siano dei temi importanti, capire come si può fare una rete tra comuni, valorizzare con un'organizzazione comune la peculiarità dei molti centri del nostro Veneto. Ecco, io penso che ci siano tante cose che si possono fare sempre insieme, la parola d'ordine e l'ambiente è il fatto che si deve lavorare insieme. Quindi la mobilità la stiamo vedendo, abbiamo degli aspetti negativi sulla mobilità, lo sappiamo tutti che abbiamo un'idrovora lì che è la Pedemontana. La Pedemontana come utilità penso che nessuno dica è un'opera che non serve, cioè ci sono le piccole e medie imprese, le aziende, è importante per un territorio. È stata gestita male, qui ci sono un sacco di avvocati. Tecnicamente si chiama PEF, piano economico finanziario, si qualifica un partenariato pubblico-privato nel momento in cui il rischio passa all'operatore privato. Se il rischio non passa all'operatore privato ma rimane alla stazione appaltante pubblica, siamo in un'altra cosa. Purtroppo sulla Pedemontana il rischio economico e il rischio dell'opera è rimasto sulla regione. Questa è una cosa molto seria. Abbiamo questa cambiale, questo canone che dovremo pagare per 39 anni, costa molto di più di quello che si pensava, dobbiamo cercare di capire come fare. Allora troveremo, io come abitudine cerco sempre di risolvere i problemi, è poi una deformazione professionale, gli avvocati cercano di risolvere i problemi.
Qui è un tema molto serio perché molte risorse vengono drenate e quindi si dovrà cercare di capire in che modo abbassare la parte di rata pubblica che incombe sulla Regione. Abbiamo già incominciato a parlare con le PMI e con gli industriali per capire se è possibile implementare il trasporto privato vedendo di rendere vantaggiosi il trasporto il tragitto casa-lavoro di determinate persone, determinati lavoratori che possano utilizzare a un canone agevolato questa struttura. Si potrebbe avere il vantaggio per i lavoratori, il vantaggio per le aziende, il vantaggio per le nostre casse. Vi ho fatto questo esempio per dire che purtroppo sicuramente siamo consci che se ci capiterà di arrivare al governo della regione ci saranno sicuramente dei problemi e dei temi da affrontare con difficoltà, ma ritengo che con la tranquillità e con la consapevolezza che i problemi difficili vanno risolti trovando soluzioni difficili, le soluzioni difficili richiedono le competenze di tutti, io ritengo che si possa fare e dare il nostro apporto concreto per il miglioramento della regione. Finisco, vi lascio lo spazio poi se avete voglia di fare dei temi, ma ripeto, essendo fondativo possiamo parlare di tutti i temi che volete, abbiamo parlato della donna, dei giovani, della sicurezza, ma poi magari approfondiamo se c'è qualcosa che vi interessa. Torno sul tema dove ho iniziato e vorrei concludere su questo. Questa campagna elettorale deve essere diversa da tutte le altre precedenti. Non dobbiamo partire soltanto col fatto di dire faccio testimonianza, partecipo così perché tanto la regione è, se non antropologicamente di centrodestra, va più vicino al centrodestra perché il centrodestra è più concreto. Non è così. Abbiamo la dimostrazione governando dei capoluoghi importanti. Verona c'è Damiano Tomasi, Vicenza c'è Giacomo Possamai, Padova c'è Sergio Giordani. Abbiamo dei sindaci bravissimi, quindi abbiamo la competenza e l'orgoglio per poter governare il Veneto e su questo siamo noi che dobbiamo essere orgogliosi del processo che stiamo facendo, essere contagiosi con le persone che abbiamo vicino per dire no ragazzi, questa volta possiamo giocarci la partita e ce la giochiamo fino in fondo. Questa campagna elettorale deve essere una bella campagna elettorale, alla fine dobbiamo essere orgogliosi, dire ho dato il massimo, ho fatto del mio meglio, tutti noi abbiamo fatto del nostro meglio, se abbiamo raggiunto il risultato sorprenderemo tutti e saremo felici, se non l'avremo raggiunto, torno alle parole di Guglielmo, diamo prospettiva perché costruiamo una base per far sì che la nostra idea di società, la nostra idea di economia, la nostra idea di Veneto possa diventare vincente, ma deve comunque essere significativa e concretamente dare dei segnali che ci siamo e vogliamo essere importanti per il nostro territorio. Io mi fermo qui, vi ringrazio per la partecipazione, vi chiedo come i candidati di prima il vostro aiuto. Saranno 2 mesi dove abbiamo bisogno di un dialogo, abbiamo bisogno delle idee che ci date, delle correzioni che ci vorrete dare, degli incoraggiamenti se stiamo facendo le cose in modo giusto, perché insieme, ripeto, possiamo fare qualcosa che sorprenderà il Veneto. Bene, abbiamo ancora 10 minuti, se c'è qualche domanda. 1, 2, 3. Signora prima il signore. Non voglio privilegi. Buonasera. Io vorrei fare una domanda su un tema che è stato sfiorato, tutti importantissimi gli altri temi, che è il tema dell'ambiente e più in particolare proprio il contrasto al cambiamento climatico. E lo chiedo perché io sono una pensionata, ma attualmente faccio l'attivista in un comitato civico che si occupa, quindi attivista ambientale. C'è una legge regionale che è la numero 14 del 2019
la cosiddetta Veneto 2050, che si dovrebbe occupare di ambiente, di rigenerazione eccetera, ma che in realtà ci risulta che abbia le maglie un po' troppo larghe, che permette un po' troppe deroghe, come per esempio il tema della pubblica utilità, per cui su questa base, su questa caratteristica, si permette di cementificare ogni piccolo fazzoletto di verde residuo nelle città. E voglio essere più precisa, qui a Verona lei saprete sicuramente che in questi giorni c'è un dibattito molto acceso sul fatto che si voglia costruire una piscina con un'onda surf artificiale in una zona che attualmente è agricola e che si voglia fare uno studentato in un residuo pezzettino di verde che si trova in un quartiere molto antropizzato vicino all'ospedale di Borgo Trento. È vero che sono terreni privati, però non penso che debbano essere i privati a dettare quella che deve essere l'urbanistica in una città, ma soprattutto la caratteristica di pubblica utilità la vedo un po' tirata per la giacchetta, perché l'onda surf avrà sicuramente un grande impatto ambientale. Io mi domando se succede come 3 anni fa, quando il sindaco Tommasi, appena insediato, ha dovuto fare l'ordinanza per consigliarci di fare meno docce, di non abbeverare neanche il balcone perché eravamo in un periodo di siccità importante. Mi domando che fine farà questa onda surf. Per fortuna quest'estate sta piovendo abbastanza, però non lo sappiamo come sarà la prossima o le prossime. E anche lo studentato nelle mani di un privato, a che canone lo potrà affittare? A me sembra un cavallo di Troia, che poi diventerà una residenza per turisti o per i familiari che vanno a curarsi a Borgo Trento. Raccogliamo le 2 o 3 domande, così fa una risposta unica. C'era prima lui, poi te. Scusate, magari domande non... Sì, buonasera, Giorgio Tacconi, sono agricoltore, adesso sono bracciante ultimamente. Allora, ieri sera sul ponte sull'Adige tra Pescantina e Bussolengo, che c'era la mostra, assieme con Anna Maria Vigone e Alessio Albertini, c'ero anch'io. L'europarlamentare Fabio Tosi ha detto che il partito, quindi i popolari europei, difenderanno gli agricoltori dalla proposta fatta da Ursula von der Leyen, che è del suo partito, così. E quindi chiaramente sono la solita storia di raccontaballe. Voglio dire questo perché c'è questo racconto, no? Che questo mondo è sostenuto dagli altri e invece sono solo capaci di raccontare balle e di fare passerella. Se c'è un partito in questi anni che è stato vicino al mondo agricolo, che l'ha fatto concretamente, è il Partito Democratico. Basterebbe pensare che se c'era un salto in paradiso per gli agricoltori italiani, non solo veneti e veronesi, era il vicecommissario nella precedente vicecommissario Paolo De Castro, ex ministro di Romano Prodi, e il merito, che Paolo De Castro non voleva tornare a fare il professore a Bologna, il merito è stato del Partito Democratico veronese, guidato dall'ex, quindi da Maurizio Facincani, ma anche gli altri sono andati a prenderlo, gli hanno trovato i voti addirittura, ecco. Quindi chi è stato vicino così? Quando da noi ci sono stati problemi lì nell'ovest veronese, già prostrato, i problemi della moria del kiwi, la regione Veneto ci ha abbandonati. Io per 3 anni non ho mai visto l'assessore leghista. Chi ho visto più volte? Ho visto il consigliere, il nostro consigliere, che allora era Franco, ecco. Quindi lo voglio dire perché siccome qua penso che gli agricoltori ce ne siano pochi, e questo racconto passa per la stampa e passa anche fra di noi, ed è vero, come diceva, esattamente il contrario, come diceva Manito. Chi è concretamente che è stato vicino? Ecco, è stato il Partito Democratico. Spero che lo sia anche avanti, anche in questa fase. E quindi però dobbiamo sapere questo, dobbiamo saperlo noi al manco. Grazie, scusa se non ho fatto la domanda. Grazie. Magari, prego, vi presentate. Io sono Nobis Ruggero, ho fatto parte per anni del volontariato e quello che volevo non è tanto una domanda quanto un suggerimento.
agganciamoci al volontariato veronese se vogliamo ottenere risultati. Verona è una città, ma un po' tutto il Veneto anche, ha una capillarità di volontariato, ed è difficile per me capire come un volontario che si presta a tutti voti a destra. Prestiamoci più attenzione. La sinistra ha perso il gancio col volontariato, cerchiamo di recuperarlo. Grazie. L'ultimo. Orazio Zenorini, mi occupo di politiche del lavoro e della formazione. Ci siamo anche visti con Giovanni 10 giorni fa, 15 giorni fa. No, parto da una constatazione. La materia della formazione professionale è una materia di esclusiva competenza regionale per dettato costituzionale. Mi piacerebbe aver sentito o sentire che cosa intende fare il Partito Democratico rispetto al sistema di formazione professionale che ha, ogni anno sforna 20.000 ragazzi, a fronte di due questioni importanti. Una, che il calo demografico questi ragazzi li porterà nel 32-33, l'anno scolastico, ad essere il 30% in meno di adesso. E la seconda questione è che già adesso oltre il 40% delle aziende venete dicono che non trovano le competenze richieste. Questa era la prima questione. La seconda è, Giovanni, hai detto giustamente il tema delle risorse. Credo che non si debba nascondersi dietro a un dito quando si dice sostanzialmente che qua ci vuole l'addizionale IRPEF, e quindi mi piacerebbe anche capire come la vede il partito rispetto a questo. Vale 400 milioni in Veneto, buon Zaia non ha mai voluto mettere la mano in tasca ai veneti, ma con l'idrovora che dicevi della Pedemontana mi sa che sia una partita già decisa. Insomma, questa è la mia opinione, però volevo evidentemente sentire la tua e la vostra. Grazie. Questa è proprio l'ultima, poi se no non ce la facciamo a rispondere. Prego. Io ritorno al problema delle case di riposo. Ho lavorato nelle case di riposo e, d'accordo con il dottore che ci lavora ancora e con la dottoressa Bigon, il problema è veramente grave, perché non si trovano medici, infermieri e assistenti sociali, sociosanitari, perché la situazione è disastrosa, contratti diversi in case pubbliche e private, quindi il problema da affrontare è proprio strutturale: riunire le competenze che sono uguali ma con stipendi da fame normalmente, non confrontati con le case di riposo private ancora peggio, cioè, le persone che entrano da assistere sono persone che entrano con problemi sanitari, non problemi solo sociali, di inserimento, esattamente, di vecchiaia o di socializzazione. La casa di riposo, il riposo non esiste, non è una casa di riposo, è tutto meno che una casa di riposo. La testimonianza di una persona morta finché lavoravo era una batteria di polli di vecchi anziani. Quello era quello che viveva quotidianamente una persona ancora consenziente, perché i problemi sono di persone allettate, persone con strutture cioè bisogni di respirazione, quindi di apparecchiature respiratorie, eccetera. Non è più la persona che deve leggere il giornale, che deve andare in giardino, anche perché ci si trova H24, mattina, pomeriggio, notte, con stipendi di 1.300 euro nel pubblico, nel privato sono 900, cioè quindi siamo a livelli medievali, e ci si ritrova con un personale alla mattina con 30 persone da assistere, quindi da alzare, da aiutare nell'alzata, nella messa a letto, nell'imboccamento, e il lavoro del medico naturalmente e dell'infermiere, quindi con tutta la parte sanitaria grave, e con un personale in 4 si dovrebbe essere, ma in 2 mattina e pomeriggio, con persone con piaghe, persone da imboccare. Non parliamo del Covid, che ha esagerato, perché prima, come diceva il signore, c'era un volontariato e quindi
ci si basava anche su quello. Adesso il volontario non può più anche entrare, quindi il problema è proprio strutturale. Far coincidere contratti sanitari, non sociosanitari, e entrare come gli ospedalieri con numeri simili. Grazie. Grazie. Abbiamo sforato tutti i tempi del mondo, ma insomma chiediamo se riesce Giovanni a rispondere. Scusate. Va bene. Grazie mille. Allora, sì, due parole. Allora, sul discorso del cambiamento climatico e la legge, quella regionale, c'è un articolo che parla di deroga e lì praticamente danno la possibilità a tutti di poter costruire, ed è questo articolo che noi stiamo battagliando per cambiare, perché altrimenti nel 2050 l'obiettivo mica lo raggiungiamo, anzi siamo una regione che sappiamo cementifichiamo di più. Le case di riposo abbiamo 10.000 persone in lista d'attesa, 1.750 solo a Verona. C'è un problema di OSS, tra l'altro, oltre che di infermieri e di medici, perché non è più una casa di riposo, è un ospedale. L'età media di accesso delle case di riposo in Veneto sono 83 anni. La durata di vita in Veneto sono 217 giorni, accesso agli atti fatto un mese fa. Cosa significa? Che sono persone con tante patologie e quindi deve essere fatta quella riforma che il Veneto sta aspettando da 20 anni per adeguare il personale alle esigenze. Cosa succede? Succede che non la fanno perché non ci vogliono investire, danno la possibilità al privato di aumentare le strutture, ed è questo che noi dobbiamo interrompere, L'altro aspetto è sul discorso che si parlava delle piccole e medie imprese e anche della formazione, perché è lì che noi abbiamo un tessuto imprenditoriale molto molto importante. Noi abbiamo il 60% di ragazzi che studiano e non lavorano sullo studio che hanno fatto. Vuol dire che la Regione Veneto sbaglia una cosa principalmente, anzi non investe su una cosa che è l'orientamento. Noi dobbiamo portare i nostri ragazzi a scegliere la scuola per cui sono portati e che piace, indirizzandoli a quelle che sono le esigenze del territorio, perché poi si formano ma vanno in tutt'altra direzione. L'altro aspetto sulle piccole e medie imprese è proprio questa, la carenza di personale, ma non solo. Prima c'era una mobilità di tante persone che venivano al nord a lavorare, al di là degli immigrati, c'era proprio una mobilità. Adesso manca, per il discorso dell'emergenza casa, la possibilità, perché mancano le case. Noi abbiamo gli affitti talmente cari che l'impresa si trova senza personale, non formato e senza alloggio da dare. L'investimento pubblico, i milioni che sono stati investiti in questi anni, grazie anche, credo, e soprattutto anche alle nostre richieste, non sono sufficienti, soprattutto perché la media di stipendio in Veneto, importantissimo, ma è 1.400 euro per 8 ore, e l'affitto è circa il 50%. Quindi il problema in Veneto è veramente da prendere completamente in mano sotto questo aspetto qua. Le case di riposo sono fondamentali perché, guardate, 32.000 anziani abbiamo all'interno, e con il lavoro noi dobbiamo abbinare, perché le persone che lavorano non hanno la possibilità di assistere quei 310.000 persone che abbiamo nelle famiglie non autosufficienti. Quindi dobbiamo dare la possibilità di lavorare, trovare il lavoro giusto, aiutare le imprese, nello stesso tempo però capire che abbiamo un problema enorme in Veneto che è la denatalità. Noi abbiamo sempre meno giovani, anche perché nascono sempre meno bambini e i giovani se ne vanno via. Quindi è una politica veramente da rifare e credo che il Partito Democratico abbia tutti gli strumenti per dare un'innovazione fondamentale nel tessuto sociale veneto. Grazie. Grazie Anna Maria, ha risposto benissimo alle sollecitazioni che sono arrivate. Faccio una annotazione ancora qui di comunicazione. Noi abbiamo avuto una regione bravissima a comunicare, aveva fatto una legge contro il consumo di suolo che invece permetteva e anzi
obbligava i comuni con la storia dei diritti quesiti, passando per l'edilizia invece che per l'urbanistica, e tu lo sai bene, a fare determinate cose. E quindi c'è un forte tema di diciamo corrispondenza tra i titoli e le cose che si scrivono. Quello che ha detto Anna Maria è un tema assolutamente importante. Oggi non sono riuscito a trattare tutti i temi. Chi ha parlato prima di me, i candidati consiglieri, hanno già enucleato delle linee di azione che vogliamo avere. Quindi quando si parlava di formazione professionale, l'abbiamo detto qui il 25, l'abbiamo detto il 26 a Treviso, è uno dei presidi importanti per la prevenzione, anche al fatto di riuscire a far trovare il futuro a dei ragazzi oppure a delle persone anche più avanti negli anni che devono avere una seconda opportunità. Quindi è sicuramente importante e è un tema dove la Regione mette molte risorse, quindi va guardato con attenzione e si deve dare il giusto valore sociale ed economico che la formazione ha. Io metterei sempre insieme il tema sociale ed economico, perché noi dobbiamo creare sviluppo per garantire un lavoro dignitoso, e sul tema di creare sviluppo, parlando prima con Alessio, abbiamo detto che bisogna toccare anche il tema che dobbiamo avere delle proposte concrete per le imprese. Bisogna aiutare anche il nostro tessuto industriale, le piccole e medie imprese che magari hanno anche il pensiero di riuscire a pagare tutti i dipendenti, riuscire a mantenere il loro lavoro. E gli assi di sviluppo per il settore industriale sono sicuramente il tema dell'innovazione, il sistema del digitale, ma io metterei anche il tema dell'ambiente, come si diceva prima. Penso che sia importante creare un patto dello sviluppo sostenibile e dare un significato alla parola sostenibile, non che sia di moda, come tanto tempo fa era di moda la parola smart city e non si capiva bene cosa voleva dire. Sostenibilità è fondamentale, dare un significato, e abbiamo degli alleati, abbiamo la CNA, il Confartigianato, che parlano di indici ESG, ambiente, sociale, governo delle imprese, di impatto, incominciano a diventare società benefit. Diventare società benefit vuol dire che vanno dal notaio, cambiano il loro oggetto sociale e dicono: la nostra società non ha solo lo scopo di lucro, ma anche lo scopo di avere un impatto importante per il miglioramento del nostro territorio. E ce ne sono tanti che hanno questa sensibilità, quindi insieme dobbiamo costruire un percorso per cui l'innovazione e lo sviluppo economico passi attraverso un rispetto vero dell'ambiente, del posto in cui viviamo, e questo dobbiamo incominciarlo a fare oggi, subito. Non si parla di 2050, si parla di azioni che si devono fare adesso. Finisco con una notazione generale che è l'asse guida di chi ha fatto l'amministratore. Io ho fatto l'amministratore. L'attività dell'amministratore non è un'attività libera. L'attività amministrativa è un'attività discrezionale. Cosa vuol dire discrezionale? Vuol dire che con serietà bisogna perseguire il miglior interesse pubblico, e per perseguire il migliore interesse pubblico bisogna studiare, quindi c'è l'istruttoria amministrativa, bisogna mettere le cose sul piatto e si deve con serietà e competenza cercare di, vedendo le carte che vengono messe sul tavolo davanti a chi deve decidere, per seguire la strada migliore, ovviamente con gli ideali, con i valori che abbiamo della nostra azione. Questo vuol dire che dobbiamo affrontare questa politica con dei ragionamenti e non con degli slogan. Io ogni tanto parafraso la frase del film di Sergio Leone e dico: quando un uomo con un ragionamento incontra un uomo con lo slogan, l'uomo col ragionamento è un uomo morto. Ed era la pistola e il fucile di Sergio Leone. Ecco, invece dobbiamo tornare a una politica un pochettino, è una cosa seria fare politica, non è mostrare che la mattina mangi la Nutella e dici buongiornissimo amici, dire che i dazi sono una cosa bella, cioè
siamo arrivati all'assurdo che il segretario della Lega nazionale ha detto i dazi sono una cosa bella. Ecco, potremmo aprire una parentesi amplissima sui dazi, ma non l'apriamo. Diciamo soltanto che io oggi ho respirato un'atmosfera positiva, è quella che vogliamo portare in questa campagna elettorale con l'orgoglio, l'energia e le competenze per fare un'avventura che è necessaria. Creare futuro in Veneto, farlo diventare il Veneto di tutti, che non lascia nessuno indietro e che guarda con pari dignità tutte le parti della nostra società, penso che sia qualcosa che ci deve rendere orgogliosi e volonterosi di questo percorso da fare insieme. Grazie a Giovanni, grazie a tutti i nostri consiglieri. Posso dire con convinzione che sono fiero dei nostri consiglieri, del nostro candidato presidente, e adesso prego il nostro segretario di circolo, un ringraziamento al secondo circolo e a tutti coloro che hanno collaborato a questa festa, perché questa è l'ultima serata. Prego. Buonasera a tutti, in realtà 30 secondi vi rubo. In realtà il ringraziamento devo farlo io, nel senso che questa festa è andata non alla grande, di più, e credo che sia un grande viatico per la campagna elettorale di Giovanni, dei nostri candidati, perché entro novembre, se decideranno, ovviamente si voterà. Io sono molto fiducioso. Siamo al termine di questa festa, ripeto, è andata alla grande, presenze veramente notevoli, mangiare si mangia sempre bene, che ovviamente non fa male, la musica è stata ottima fino a questa sera, perché stasera che Rossi da Brodo e tutti da Veda ovviamente, e da questo punto di vista vi chiedo, restate, perché c'è la musica resistente dei Rossi da Brodo. Ciao a tutti! Grazie a Giovanni, grazie a tutti i nostri consiglieri. Posso dire con convinzione che sono fiero dei nostri consiglieri, del nostro candidato presidente, e adesso prego il nostro segretario di circolo, un ringraziamento al secondo circolo e a tutti coloro che hanno collaborato a questa festa, perché questa è l'ultima serata. Prego. Buonasera a tutti, in realtà 30 secondi vi rubo. In realtà il ringraziamento devo farlo io, nel senso che questa festa è andata non alla grande, di più, e credo che sia un grande viatico per la campagna elettorale di Giovanni, dei nostri candidati, perché entro novembre, se decideranno, ovviamente si voterà. Io sono molto fiducioso. Siamo al termine di questa festa, ripeto, è andata alla grande, presenze veramente notevoli, mangiare si mangia sempre bene, che ovviamente non fa male, la musica è stata ottima fino a questa sera, perché stasera che Rossi da Brodo e tutti da Veda ovviamente, e da questo punto di vista vi chiedo, restate, perché c'è la musica resistente dei Rossi da Brodo. Ciao a tutti!